Mamma mia ragazzi, e quanti screenshot che vi devo far vedere. Vi vorrei far vedere tutta la partita ma non si può. È quasi tardi per voi, perché è tardi per me, perché sono tornato a casa e sono le 4 del mattino, ma me la dovevo vedere tutta. Cominciamo. Allora amici bellini, benvenuto Angelo Merlino, il mago Merlino. È magia, è quasi magia, Johnny. Oh, ma beviamoci su. Mentre io bevo voi lasciate il like, come nelle live che cercheremo di recuperare in questa settimana. Ragazzi, sfruttiamo anche la settimana tipo, perché tengo il che fare, ma non potevo lasciarvi senza analisi tattica, anche se questa è una partita che ha un valore anche nervoso, caratteriale, di mentalità, di voglia di vincere più che di paura di perdere, di non accontentarsi, perché un po' tutti, anche alla luce di quello che era successo nella giornata, insomma, delle altre squadre che perdono punti come briciole, perdono come le mosche, si sbriciolano. Le mosche non si sbriciolano, cadono come le mosche, insomma, they're dropping like flies. Ecco, un pareggio ci sarebbe stato bene anche a livello di matematica, ma ai ragazzi no, ai ragazzi non è stato bene, perché io con un Ambrabam tattico andiamo subito a vedere la situazione in campo, daremo i voti, e però cominciamo a dire subito vittoria meritata, che non si facesse scendere niente Mourinho, al di là degli XG, perché li teniamo presente per uno sfizio mio personale, XG, ma il Napoli ha fatto un po' in più, ma parecchio secondo me in più rispetto agli XG. Comunque abbiamo fatto di più, mi sono segnato tutto, non è che mi sono rivisto tutto. Kvara parato, Osi gol, Dybala alto, Zielu centrale, Osi testa alto, Spinazzola la parata di Meret, Osi Lozano, Osi che lascia il pallone in velo a Lozano, Lozano che la mette al centro e Kvara che non stoppa. Quella è un'occasione clamorosa, anche se non rientra negli XG. Lozano parato, El Shaarawy gol, Simeone gol, Raspadori parato. Abbiamo fatto molto di più noi, non scherziamo proprio. Quindi non si facesse venire niente Mourinho. Chiamate il dottore. No, sto bene, sto benissimo, altro che mi emoziono, mi avete visto ieri, mi sono emozionato. La partita ha un valore incredibile e mi sono scritto un paio di cose, ma andiamo a vedere subito gli screenshot, perché con gli screenshot io vi faccio vedere tutto quello che ho visto e che ho notato, delle cose bellissime, le cose meno belle. Allora, prima di tutto i controlli orientati di Zielinski, è tornato Zielu, questo è come parte l'azione del gol di Osimhen, perché Zielu riceve palla da Lobotka, con un controllo orientato fa fuori Cristante in un attimo, poi dopo servirà Kvara che servirà a Mario Rui, e facciamolo vedere anche quello che fa Mario Rui, perché questo è un marchio di fabbrica oramai. Tra tre giocatori Mario Rui controlla, si gira e passa il filtrante per Kvara in uno spazio che quasi non c'è. Kvara ci crede, ci va, arriva al cross col sinistro e poi tutti sapete quello che ha fatto Osimhen. È veramente inutile raccontarlo a parole, perché poi Osimhen uno potentissimo, l'altro invece quello di Simeone quasi a rallentatore che si gira, cioè uno è tutto potenza, anche tecnica, perché in un microsecondo devi fare stop di petto, stop di coscia e tiro, quindi è tutto. Ma invece quello di Simeone, cioè uno più bello dell'altro. Vabbè, andiamo avanti con gli screenshot, se no il video diventa troppo lungo. Sono belli però pure i video lunghi, o no? No. Andiamo a vedere che cosa ci presenta lo screenshot numero 2. Ah, questo è il gol della Roma. Quello che mi faceva strano, sì, qui vabbè, si trova Lozano lì, e forse si deve trovare lì, perché con El Shaarawy al posto di Spinazzola Lozano deve fare un po' il tutta fascia, però si schiaccia un po' troppo Di Lorenzo anche su Rrahmani, come vedete lì ce ne sono due. Kim è troppo spostato sulla sinistra, Di Lorenzo è troppo schiacciato su Rrahmani, forse Di Lorenzo poteva dare un occhio a Lozano e dare una mano lì. Su questo cross qualcuno parlava pure di Meret, secondo me non ci poteva arrivare Meret, avrebbe dovuto anticipare di tanto proprio l'uscita e quindi trovarsi già al limite dell'area, e non importa, è una cosa che
Meret non fa, ma io me lo tengo come sta Meret, perché comunque le parate sue le fa e non c'è dubbio. Poi altre cose da vedere, questo è il passaggio di Di Lorenzo, che comunque si trova al centro in questo ruolo suo di terzino, che troverà Zielinski. E qua mi piace far vedere che Simeone è attaccato a Smalling a dettare il passaggio in profondità. Se Di Lorenzo l'avesse fatto si poteva fare il passaggio in profondità. Quando la palla invece va a Zielinski, Simeone capisce subito la cosa migliore da fare e si stacca. Vedete, qui è ancora attaccato quando la palla sta arrivando a Zielinski. Quando capisce che la palla arriva a Zielinski, Simeone si stacca da Smalling, che non lo controlla più, e Zielinski gliela dà e lui può tra 4 giocatori fare quel controllo orientato a rientrare al centro del campo, e poi col sinistro, che vorrei ricordarvi che non è il suo piede, la mette nell'angolo alto, palla che gira, non è un tiro forte, è un tiro preciso che il portiere non può prendere. Mamma mia che bellezza. Questo, torniamo un attimo indietro nel tempo, questa uscita ne parlavo anche nello short. Qua scagioniamo Meret, non tanto per i pugni, perché qua Abraham disturba, quindi era difficile per Meret arrivarci. Comunque probabilmente ci sarebbe arrivato, ma lo scagioniamo perché sappiamo che ha chiamato la palla dopo aver fatto la cazziata a Kim. Kim fa il gesto, fa il famoso gesto internazionale, dice sì hai ragione, ho sbagliato io. Quindi scagioniamo Meret. Brutto Manzini che bullizza, cerca di bullizzare Kvara, c'era un contrasto e lui dice e perso Manzini hai perso, continui a bullizzare, a protestare, a fare falli e a alzare la voce e perdi sempre. Ci sono giocatori che sono troppo antipatici e non mi interessa. Brutta immagine. Qua vediamo come invece una bella immagine per la Roma è al 46esimo, se ne va Osimhen, che c'ha sempre questa capacità di andarsene anche sulle fasce quando è il caso, e fa l'ala aggiunta, e qua mette pure un bel cross che Kvara attacca bene, e vedete chi lo va a marcare. Kvara va addirittura di Dybala che lo disturba quel tanto che serve per non far arrivare Kvara sul pallone. Altro screenshot che vi devo far vedere è l'esultanza di Simeone al gol di Osimhen, una roba che fa gruppo, come ovviamente c'è l'esultanza di Osimhen al gol di Simeone. Sono tutte cose bellissime. L'abbraccio di Osimhen a Gollini. Qui Lozano, io lo scagiono Lozano perché aveva dato una palla a Kvara prima incredibile, che Kvara non è riuscito a controllare. Qua è andato in assolo. Lozano ha fatto una grande partita, lo so, non prende la copertina, però Lozano ha fatto una grandissima partita, il che giustifica la scelta di Spalletti, che tutti quanti quando abbiamo visto le formazioni, ma niente Elmas, niente Politano, Lozano ha fatto una grande partita, specialmente nei recuperi. Ha fatto una partita serissima difensiva, dove Anghissà è venuto meno, spesso ci ha messo una pezza Lobotka e Lozano. Veramente grande il Ciuchi, e ci serviva una prestazione del genere anche per sentirsi parte del gruppo. Purtroppo non è arrivato il gol per una buona parata di Patricio, e qua sottolineiamo anche una buona uscita bassa di Meret, perché quando Meret esce basso, questo era pericoloso, poi qua si stira Abraham, ma era un passaggio filtrante di Pellegrini che poteva essere pericoloso. Bravo Meret, reattivo. Ancora un'altra cosa che vi devo far vedere è il 5 che batte De Laurentiis in tribuna dopo il gol di Simeone, quasi a dire hai visto Simeone qua, chissà, il retroscena. Poi De Laurentiis stanno uscendo dei video divertentissimi di lui bloccato, assediato in macchina fuori al San Paolo Maradona, e lui fa così, sì dai va bene, però levatevi dal cazzo, perché secondo me teneva quella cosa fomentato anche dalla folla, che la capolista se ne va, però levatevi perché è già passato e devo andare. Comunque è molto divertente anche questo, che fa il paio con l'altro video dove il tifoso gli chiede lo vinciamo e lui risponde piccato, lo perdiamo. Sono con lui, non c'è proprio dubbio al riguardo. E poi l'ultima immagine è questa qui, chissà se è anche l'immagine che ho scelto per la copertina. Orsato che non sa cosa dire, con tutta la panchina del Napoli, che siamo ben oltre i 6 minuti di recupero, e c'era anche questo fallo su Elmas. Orsato lascia correre. Orsato partita, ci sono stati un paio, a me lui non piace perché è molto arrogante anche nella gestualità.
ha controllato bene la gara, non ha fatto errori clamorosi, qualche situazione ci poteva essere, forse qualche cartellino di più, un paio di cose non le ha viste. Gli do un 6,5, non ha inciso sul risultato, è comunque un arbitro di personalità. Io sempre dico che Orsato tende a favorire le più forti, non ha dovuto favorire assolutamente il Napoli che era la più forte, ha fatto quello che c'era da fare, quindi si prende 6,5. E andiamo anche ai voti dei giocatori. Insomma, non lo sto dando il voto a Spalletti perché non so qual è il suo piano il suo piano gara e non so cosa chiede ai giocatori, non dovremmo dare nemmeno i voti ai giocatori, però Spalletti oggi si merita un 8 pieno per la formazione iniziale, che con Mario Rui e Lozano stai comunicando che vuoi vincere, che vuoi dominarla, che non hai assolutamente paura della Roma e che vorrai tenere il pallino del gioco, con i cambi anche opportuni, anche non ritardati. Hai visto che Kvara oggi non ce l'ha, sta pensando troppo, forse dopo essere stato bullizzato, è stato innervosito da Mancini, dalle marcature asfissianti, l'hai tolto subito, hai fatto bene, perché Elmas sta bene e ti sei reso conto anche che Osi aveva dato tutto, anche infortunato al polso, hai messo Simeone, è una cosa che ti abbiamo chiesto Spalletti, lo hai fatto e Simeone ti ha dato altri 3 punti importantissimi in un altro scontro diretto. Bravo Spalletti, bravo Spalletti. Meret 6,5, scagioniamo quello che c'è da scagionare, le parate le fa bene. Di Lorenzo 6, non una partita clamorosa da parte del capitano, però sta lì. La Roma ha creato tanto su quella fascia, prima con Spinazzola e poi con El Shaarawy, si prende comunque la sufficienza, però perché poi partecipa all'azione del gol di Simeone, però rispetto al Di Lorenzo straripante delle altre partite gli do 6. 6,5 ad Amir, 6 a Kim, qualche sbavatura di troppo di Kim, Amir ne sbaglia una, poi controlla bene, Abraham non prende palla, Pellegrini si vede poco, Dybala deve tornare molto indietro, quindi il lavoro della difesa complessivamente è stato buono. Do 7 a Mario Rui perché lo vedo sempre propositivo e quei contorni con Kvara, forse sono un po' generoso con Mario, però quello che fa come libera, perché serve proprio questo con la squadra bloccata, trovare il passaggio filtrante, il colpo di genio, e il professore ce l'ha. 7, no, confermo il 7, non mi interessa proprio. Anghissà 5,5, non posso dargli di più e non voglio dargli di meno. Sembra sempre che ci stia facendo un piacere, continuo ad avere questa sensazione che alle volte proprio carica il passaggio e fa il passaggio, ha fatto un po' il compitino. Serve come il pane, perché quella fisicità, anche se non ti muovi in campo, rende gli avversari in inferiorità numerica. Però 5,5 la sufficienza non gliela posso dare, perché sappiamo di cosa è capace, chissà, quando sta lì concentrato e c'ha anche la brillantezza e lo spirito di andare così. Molto spesso stava sulle gambe, non lo posso sopportare. Chi non sta sulle gambe è Lobotka, gli do 7, ma merita anche di più. E perché poi quanto devo dare Osi a Simeone? 7 a Lobotka, 7 a Zielinski. Zielinski anche assist, Lobotka fa tutto quello che non fa Anghissà, ci mette una pezza, fa regia, fa gli scatti in avanti, indietro, si prende dei falli importanti. Straordinario Lobo anche stavolta, quindi do 7 a Lozano, prendetemi per pazzo ma voglio premiare la partita difensiva di Lozano. Osi 8 perché quel gol merita da solo 8, ma fa anche la partita da 8, viene incontro, aiuta, è leader, prende un cartellino giallo e non si scompone. Ragazzi, queste sono le cose importanti, quanto è cresciuto mentalmente Osimhen, non si scompone. Parla con Smalling, gli dice ma veramente ti hai fatto male, veramente secondo te questo è un fallo da giallo? Non lo dice nemmeno a Orsato, benissimo, e quello non era un fallo da giallo perché a stento lo prende, si tirano le magliette, grande scontro fisico tra i due, non era assolutamente giallo. Kvara si prende 6, 6,5, diciamo 6,5 perché arriva anche l'assist. Ragazzi, mi va benissimo così Kvara. Ricordiamo che è il più giovane della cucciolata, ricordiamo che ha l'impatto col campionato italiano e tiene già 9 assist. È una roba incredibile, questo tende a crescere esponenziale, meglio così, anzi gli darei 7, perché se fosse stato ancora più esplosivo e avesse fatto anche 2 gol se lo sarebbero comprato oggi, non nemmeno l'anno prossimo. Quindi bravo Kvara che non ci fai vedere tutto il tuo repertorio che ci sta facendo vedere Osimhen. Quindi 6,5 a Kvara, voglio dare 8 a Simeone,
8 a Simeone, che vabbè, è indescrivibile l'impatto che ha questo ragazzo giocando pochissimo. 6,5 a Raspadori, che insieme ad Elmas 6,5, insieme ad Oliveira 6,5, voglio dare 6,5 a tutti, do 6,5 pure a Ndombele, che ha giocato 2 minuti ma che entra nell'azione finale dove ci mette un piedino, subisce un fallo, Orsato fa continuare e poi la palla finisce a Simeone. Ragazzi, io sono emozionatissimo, ve lo dico tranquillamente, perché un distacco del genere è importante. Noi, quelli che mi seguono con regolarità, sanno come la stiamo analizzando questa stagione, e non c'è dubbio, ci stiamo godendo un percorso bellissimo. Questo percorso deve portarci in questo caso alla vittoria senza alcun dubbio, e se non succede vuol dire che è successo un cataclismo, una catastrofe. I cataclismi esistono, guardate il Milan è in completo cataclismo, guardate l'Atalanta l'anno scorso, l'Inter l'anno scorso in completo cataclismo. Però quando capitano i cataclismi poi qualcuno ne deve approfittare, dietro di noi non riescono ad approfittare. Adesso si riparlerà dell'Inter, perché l'Inter è la seconda a -13 ed è l'unica che ci ha battuta, ma ci ha battuto male, cioè nel senso ci ha fatto 5 gol come 5-1 Napoli-Juventus, no, ci ha battuto striminzita, quindi non è lo scontro diretto che ha importanza, è importanza capire quanto l'Inter possa poi reggere la pressione di essere l'anti-Napoli quest'anno, che il Napoli non si vuole proprio fermare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, buongiorno a tutti, lasciate i like che vi siete dimenticati, iscrivetevi al canale e cliccate pure sulla campanella. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.